A me va bene anche l'idea di avere una tassa d'ingresso, un contributo d'accesso, però non è questo il modo per gestire i flussi. La manifestazione di sabato contro l'introduzione di un contributo d'accesso a Venezia è solo la punta dell'iceberg di un ampio dibattito che resta aperto. Nelle sue modalità d'applicazione anche tra chi pensa che questa possa essere la soluzione che regolamenta i flussi turistici, se è vero che il provvedimento è nuovamente slittato, questa volta all'estate 2023. Secondo Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Veneto e Venezia, le soluzioni sono diverse, più facili da attuare e più economiche. Per esempio dando incentivo e disincentivo. Se tu vieni in giornata a bollino nero, il Vaporetto in Canal Grande, che è il più bel sightseeing del mondo, te lo faccio pagare molto di più. Se invece prendi un Vaporetto sempre in una giornata a bollino nero per andare a San Marco facendo un altro giro, spendi un po' di meno. Se poi vieni in un'altra giornata, spendi veramente di meno. Te lo comunico. Proprio la comunicazione capillare, precisa ed efficace può arrivare rapidamente ovunque nell'era di internet e degli smartphone. 7 anni fa Confesercenti aveva proposto al comune l'idea di un'app per cellulare, dove oltre a trovare tutte le informazioni utili sulla città si possa dialogare direttamente con l'amministrazione. E ti chiedo solo se stai arrivando, per iniziare, la facciamo partire così. Poi magari più avanti ti dirò, guarda che tu stai arrivando, ma hanno già detto che stanno arrivando altri 40.000. Sei sicuro che vuoi venire proprio oggi? Guarda che se vieni un altro giorno ti godi molto di più questo splendido pizzo in cui stai arrivando delicato e fragile. E poi il terzo step dovrebbe essere quello di dire, ok, stanno già arrivando 40.000, tu non puoi venire. Se vieni ti faccio pagare una tassa d'ingresso molto elevata.